Ancora una rapina, ancora una volta nell'ansa del cavalcavia Borgomagno, precisamente qui in via Toti. Martedì, intorno a mezzanotte, un giovane di 22 anni sta arrivando in bici quando viene fermato da un gambiano di 27 che gli offre della droga. Lui rifiuta, ma alla richiesta di fare una telefonata da parte dello straniero ingenuamente passa lo smartphone. Telefono in mano, il 27enne fugge in direzione del park di via Annibale da Bassano, dove viene raggiunto dal derubato che riesce a fermarlo, ricevendo un pugno dritto in faccia per garantirsi la fuga. Nel frattempo è scattata la richiesta d'aiuto al 112. I carabinieri di Padova arrivano e in pochi minuti rintracciano il gambiano senza fissa dimora e con diversi precedenti e lo arrestano. Un episodio che riaccende i riflettori su un'area a rischio della città. Questi episodi dimostrano come di fatto viene negato uno dei diritti sacrosanti dei cittadini, che è la libertà di potersi muovere in bici come ci è stato raccontato, la libertà di poter fare impresa come accade agli imprenditori qui dietro che hanno attività come bar e proprio ristoranti che di fatto sono ostaggio anche loro dei continui episodi di criminalità e di spaccio. Area di passaggio ricca di abitazioni e anche di attività produttive, queste del Borgomagno, dove una commerciante ha reagito alzando una cancellata di 50 metri per la modica cifra di 35.000 euro per difendere la sua azienda. Se il rapinatore è stato arrestato è grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, a cui va il grazie di chi vive e lavora qui. Ricordiamo che questa è zona rossa, quindi la loro presenza e i loro interventi dimostrano come la zona rossa sia anche uno strumento assolutamente efficace. Noi riteniamo che la sicurezza debba essere integrata da altre azioni di carattere preventivo, però certamente quella di carattere repressivo, che in realtà significa presidio del territorio, controllo con le pattuglie e funzione di deterrenza che questa presenza assume nei confronti dei cittadini. Quindi io penso che siano tutte azioni di buon senso. Negarne l'efficacia, come sta facendo questa amministrazione, è un approccio negazionista che non fa altro che fomentare il problema anziché risolverlo.